Cosa si aspetta nel post Zaia, visto che appunto non potrà più essere ricandidato? Beh, sicuramente si è creato un gruppo importante sul centrodestra per cui credo che non ci saranno grandi cambiamenti. È chiaro, in questi giorni abbiamo vissuto sicuramente questa competizione fra Forza Italia e fra Fratelli d'Italia, insomma, quindi, ma penso che in Veneto sarà ancora un successore di Zaia alla fin fine. Uno all'altezza come Zaia potrebbe essere Stefani. Cosa si aspetta lei dal nuovo governatore? Che metta a mano un po' la sanità, che era il fiore all'occhiello del Veneto. Io che ho una serie di problematiche, devo fare visite, eccetera, è un delirio ottenere, mi devo ricordare almeno 7-8 mesi prima per andare a fare una radiografia, cioè è veramente pazzesco. E poi l'altra cosa che è sotto gli occhi di tutti è il proliferare di questi studi privati. Innanzitutto che sistemi la sanità pubblica. Ormai si sta indirizzando tutto sulla sanità privata, la gente è costretta, se non ha i soldi, ad aspettare mesi, chi ha i soldi invece si può farsi curare subito e quindi questo è un aspetto importante secondo me di quello che potrebbe fare il nuovo governatore. A Zaia sono legato perché è il presidente che da quando ricordo consapevole c'è sempre stato. Sicuramente ha dato, come dire, una forte impronta anche molto personale, quindi anche nel governare il Veneto, nel stare tra la gente. Quindi credo che il successore, chiunque sarà, debba tenerne conto, cioè deve avere un linguaggio che riavvicini come fa Zaia.